Allora, siamo sempre con il Presidente Trivellato. Era arrivato un messaggio del nostro telespettatore, diceva 3,20 € le zucchine, quando più o meno ancora stagione, insomma, di zucchine. Ma per fare un esempio, e questo si collega all'altro tema importante del necessitato calo dei consumi, ma rischiamo che poi andando avanti, come succede periodicamente nei periodi di crisi, la gente poi faccia meno della frutta e della verdura, perché si può vivere senza frutta e verdura effettivamente, però costa tanto. Costa tanto produrla anche, nel senso che ci troviamo di fronte sicuramente a una situazione di difficoltà economica che colpisce in maniera differenziata ovviamente poi le nostre fasce della popolazione. Io mi permetto anche di fare mio un appello di una parte della nostra organizzazione, che è l'Associazione Nazionale Pensionati, che sta chiedendo a gran voce che per esempio le pensioni minime vengano elevate, che adesso sono di circa 500 €, sì, vengano elevate almeno a 780 €, che sono le pensioni minime europee, perché credo che ci sia la necessità, di fronte anche a questo aumento dei costi generalizzato, di garantire comunque una vita dignitosa anche per le fasce più deboli, e i pensionati purtroppo, quelli là che vivono con le pensioni minime, sono voglio dire, quelli che devono essere maggiormente tutelati in questo periodo. Non vorrei trovarmi di fronte a situazioni nelle quali si comprano, bisogna rinunciare alle medicine, perché c'è una mancanza di soldi da parte di chi ha lavorato una vita e magari ha lavorato proprio in agricoltura garantendo il cibo a tutti, e dopo si ritrova con delle pensioni che non permettono neanche la possibilità di avere una vita dignitosa. Già normalmente con un'inflazione di questo tipo stiamo ovviamente rischiando grossissimo. Per quanto riguarda quello che ha scritto il telespettatore, è chiaro che l'aumento di prezzi coinvolge tutti quanti, coinvolge chi produce e coinvolge anche ovviamente chi compra. Per quanto riguarda la grande distribuzione, noi ci troviamo in una difficoltà estrema. Noi abbiamo dei produttori di mele della Bassa Padovana che in questo momento si vedono riconosciuti 0,25 centesimi a chilo le mele da parte della grande distribuzione. È esattamente quanto costa produrle. Dopo nello scaffale le troviamo a 2,50 €. Allora, questo tema, che è l'equa ripartizione nella filiera del valore aggiunto che viene fatto rispetto ai prodotti ortofrutticoli, deve essere preso in considerazione. Fortunatamente la Regione del Veneto, grazie all'intervento di alcuni consiglieri regionali, Bozza e Venturini nello specifico, hanno presentato una mozione che speriamo venga approvata nel più breve tempo possibile, dove viene richiesto anche un intervento rispetto alle pratiche sleali. Noi sappiamo che a livello europeo c'è una norma che prevede il contrasto alle pratiche sleali, è di difficile applicazione, se non applicata però raramente. Secondo me, ne abbiamo detto più volte, ribadito, poi nei momenti di crisi torna sempre più importante, diventa a volte veramente vitale. Trasversalmente, la CIA da una parte, l'altra associazione sempre dei produttori agricoli dall'altra, quindi fare il sistema e dare un'offerta a chilometro zero, quindi sono i mercatini locali, veramente interessante, cambierebbe progressivamente le abitudini delle persone, perché il signor per esempio 3,20 €, 4 € la trovi anche nella GDO, per cui uno che differenza fa? 3,50 € sono quelli i prezzi, ma è vero, si parificano ormai, cioè chilometro zero non, tanto il prezzo è sempre quello, cioè non chilometro zero, vendita diretta o vendita della GDO sono sempre prezzi tanto alti, quindi non c'è un cambio radicale, se non perché dici ci credo, lo faccio e tutto. Io dico, perché non cercare di far sistema e di dire vi dovete mettere un tetto ai prezzi, non dovete superare non so, 1/3 o 2/3 del prezzo di vendita alla GDO in qualche modo, cioè trovare un sistema perché le persone cambino volentieri abitudini, ma perché sono anche allettate da un prezzo più conveniente, come avviene nel sud Italia. Io sono stata quest'estate giù in Puglia per l'ennesima volta e c'è una netta differenza. Quando vai in mercatino ma paghi ma tanto meno, loro ti dicono sì perché è del mio campo, come anche il venditore del negozio che ha la sua produzione, sono prezzi più convenienti, qualsiasi bene. Dopo per carità hanno prezzi alti in altri beni, dopo non è che giù in Puglia sono prezzi bassi, però questo dell'agricoltura esiste questa differenza, perché da noi non si riesce a fare questa cosa? Mi permetto provocazione consueta, ma per... Certo, no, ma mi permetto una riflessione. Se è vero come è vero
che al supermercato oppure nel mercato locale il prezzo è più o meno simile, c'è una differenza però sostanziale. Io so che quando vado al mercato locale sto pagando un'azienda del territorio, magari di piccole dimensioni, e ho garanzia da dove proviene il prodotto, e se conosco l'azienda, è possibile, molte sono possibili anche da visitare, ho la garanzia anche di come viene prodotto. Quando vengo ad acquistare invece nella grande distribuzione, la produzione è in altri paesi con un costo sicuramente inferiore, per una serie di motivazioni, tra cui il costo del lavoro, ma anche la possibilità di utilizzare agrofarmaci che da noi sono vietati, piuttosto che stimolanti che da noi sono vietati, e il maggior valore che viene dato invece viene riconosciuto appunto a chi si occupa della vendita, della distribuzione. Quando io invece vado a un mercatino di produttori locali, lo faccio sapendo a chi sto dando i soldi e sapendo che cosa sto alimentando, cioè sto alimentando un'economia locale. Io credo che questo deve essere il maggior incentivo per andare nei mercati locali. La differenza di prezzo tra Nord e Sud Italia è anche una questione, voglio dire, di imposizione di norme. Noi qua abbiamo delle norme estremamente stringenti rispetto alla possibilità di vendere e alle strumentazioni che un'azienda si deve dotare per poter vendere in pubblica piazza, e questo è un aumento di costi. Come si va ad agire su questa cosa qua? Un'opportunità potrebbe essere quella di prevedere la possibilità di far vendere a un unico soggetto prodotti di aziende agricole differenti. In questo modo ci sarebbe sicuramente una riduzione del costo dell'azienda agricola che vende i propri prodotti relativa al personale di vendita, perché se noi dobbiamo fare qualcosa lo dobbiamo fare anche in un'ottica che questo possa rendere a chi lo fa, e non solo a, diciamo, permettere l'accesso ai prodotti come elemento voglio dire, interessante, ma deve portare anche un risultato economico per chi questo lavoro lo fa. Certo, no, ma l'ho riferito alla contestualità attuale, cioè quando è tirata una riga le famiglie quello possono spendere, certo, no? Certo. Perché normalmente uno sceglie, è che dopo si rischia che ci sia un crollo proprio nel consumo in sé per sé, e invece che dire almeno lì lo vai a prendere, non lo vai a prendere neanche lì, perché chi te lo fa fare di andare in quel posto con la macchina, spostarti per andare al mercatino o all'azienda agricola, no? Quindi era un po' per, a parte pochi che magari hanno questa possibilità. Leggo un altro messaggio. Però attenzione, adesso qua rispondendo un attimo. Carissima Elena, le garantisco che nel Sud Italia esiste il nero per i braccianti, vengono sottopagati, e poi il fenomeno del caporalato, per questo costa tutto meno, anche le zucchine. Rispondo che il caporalato purtroppo c'è anche da noi, e come se non c'è da noi, e tutto questo viene utilizzato soprattutto nelle grandi produzioni, quelle che troviamo nei famosi barattoli, eccetera. Io sto parlando di piccoli agricoltori che si arrangiano in famiglia per conto loro e vendono direttamente, quindi non sto parlando di estensioni, eccetera, piccoli venditori, eccetera, così via. Il caporalato purtroppo c'è da noi, esiste ancora. È un tema che abbiamo affrontato e che continuiamo ad affrontare rispetto alla situazione agricola. È nazionale, assolutamente. Stava dicendo che ha parlato dell'Associazione Nazionale Pensionati, della CIA, che lamenta appunto questa situazione pensionistica estremamente bassa. Tra l'altro soffrono anche il problema del caro della legna, caro del pellet, bisogna ricordarlo perché è sempre legato anche al sostentamento delle persone. 15 kg di pellet viene 11 euro, mentre un anno fa costavano 5 euro. La legna faggio quotata al massimo 170 euro, ora invece 250 euro. Parliamo di un bancale, cifre pazzesche. La situazione è estremamente tragica e noi siamo estremamente preoccupati rispetto all'autunno-inverno che dovremo ad affrontare, sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo economico delle nostre aziende agricole. Non ci si può negare che c'è una situazione di estrema difficoltà. Ora, noi quello che chiediamo è una scesa in campo forte della politica nel più breve tempo possibile, capendo strategicamente dove andare ad aiutare, in che modo e in che termini. Anche questi 5 milioni di euro nella provincia di Padova che arriveranno, di cui abbiamo parlato a inizio trasmissione, sarà importante andare a definire
quali sono i settori maggiormente, nel comparto agricolo, quali sono i settori maggiormente colpiti e quindi permettere agli imprenditori in maggior difficoltà di poter essere aiutati in questo momento. Noi su questo ci stiamo lavorando come organizzazione, non solo noi ovviamente, assieme anche alle altre organizzazioni agricole, però è importante che ci sia un continuo parlarsi tra il mondo produttivo e la politica. Nella regione del Veneto questo riusciamo a farlo anche con dei risultati. A livello nazionale purtroppo quello che stiamo registrando un po' tutti, ma invito chiunque a vedere i programmi politici di agricoltura, non si menziona, no, infatti non se ne silenzio parla. totale. Quando invece, ripeto, i drammatici ultimi eventi anche sulla scena internazionale avrebbero dovuto far pensare come uno degli elementi strategici è la produzione di cibo, come quello dell'energia. Ma infatti se avessimo avuto un minimo anche più superiore di autonomia produttiva, le cose starebbero diversamente, senza dubbio. Forse in qualche modo saremmo riusciti anche ad agire anche sui prezzi dei beni primari, del mangiare. Tra l'altro, a proposito di autonomia produttiva, questa benedetta autonomia produttiva, dove anche c'erano delle buone produzioni a causa della siccità, abbiamo dei crolli pazzeschi, 70% il mais nella bassa, nei colli il mais sempre 70% di crollo, dove anche la soia 50-60%, la bietola 35%, il vigneto 30% e via dicendo, ma il mais è il più danneggiato, proprio il mais ha avuto un danno pazzesco. Ma c'è un doppio danno che non viene registrato rispetto alla produzione, che è il fenomeno delle aflatossine. Cioè, ancora con questo caldo, non se ne è parlato minimamente. Con questo caldo molte coltivazioni hanno sofferto la generazione di questi batteri e quindi non sono più adatte neanche per l'alimentazione animale. Ma d'altra parte, se voi girate un attimo per la provincia, vedete che ci sono ancora campi di mais che non sono stati trebbiati. Sì, sono ancora lì perché costa troppo trebbiarli e quindi rimangono là e verranno utilizzati come fibra all'interno dei campi. Ah, perché il costo è troppo alto? Certo, perché se non hai prodotto, la trebbia è una delle operazioni colturali che ha maggior costo, ed è chiaro che se la produzione poi non va a coprire le spese, per un mero calcolo di convenienza conviene non raccogliere. Assolutamente. Ci sono altre questioni da affrontare, abbiamo la pubblicità che però incombe, quindi spazio alla pubblicità e poi ritorniamo insieme.